Noi, come ho detto da sempre, ci attendevamo per il mese di novembre una crescita dei posti letto occupati negli ospedali, infatti sta andando così, anche se il dato, come è stato detto prima dal Presidente, è in rallentamento, cioè mentre ci sono stati dei giorni che si ricoveravano 100 persone al giorno tranquillamente e anche di più, oggi invece mi pare che siano 30, 27, ecco 27, insomma però sono ancora in crescita. Ovviamente mano a mano che ci si avvicina al massimo la velocità cala e dopo comincia a scendere il numero, ma non siamo ancora arrivati a questo punto, tant'è che avevamo detto che ci aspettavamo che per il mese di novembre continuassero a crescere i ricoveri. Questo in considerazione del fatto che i ricoveri vengono dopo il contagio, alcuni giorni, quindi se raggiungo il picco dei contagi, dopo un po' mi attendo il picco dei ricoveri e dopo un po' mi attendo il picco dei decessi. Quindi siamo ancora in una fase di crescita. Questo per dire cosa? Che abbiamo avuto dei segnali positivi di miglioramento, nel senso che c'è un rallentamento della velocità di riempimento degli ospedali, ma comunque c'è ancora, gli ingressi in ospedale superano ancora le dimissioni. Ecco perché quello che viene detto sempre è di mantenere la massima attenzione, di rispettare le distanze, eccetera. Non siamo ancora fuori dal tunnel per nulla. Ricordo poi che io non so come andrà questa seconda ondata, ma nella prima ondata abbiamo visto che nella fase di crescita abbiamo avuto una velocità più alta che nella fase di decrescita. Quindi se per riportarci alla prima ondata in un mese abbiamo raggiunto il picco massimo, poi dopo ci sono voluti 2 mesi per svuotare gli ospedali abbondanti. Quindi non è che nel momento in cui si raggiunge il massimo dell'occupazione degli ospedali dal giorno dopo è tutto finito. C'è ancora una fase transitoria piuttosto che ci attendiamo lunga di svuotamento degli ospedali con una riduzione progressiva e con il conseguente stress che comunque rimane su tutto il sistema sanitario, in modo particolare sul personale, anche per le settimane successive.